E niente, la mia domanda era in una linea 3 di centrocampo, oltre a Demme che nasce e cresce da mediano e Con il Zielinski vertice alto o con il vertice con il vertice basso? basso e Zielinski che è più un giocatore offensivo di inserimento. Chi è che per opportunità e per caratteristiche è meglio, più indizzato a giocare in quella posizione tra Fabian, Anghissa e Lobotka? Grazie. Sì, ma cioè hai detto Demme quello basso, No, no, sì, Demme per caratteristiche nasce ed è sempre giocato da mediano, play. oltre a Diego, ecco. E no, no, non ho capito, scusa, sono duro. In una linea 3, se Demme non gioca, ecco, mettiamolo così. Se Demme non gioca c'è Lobotka. Ecco quello, tra lui, tra Fabiano, tra Anghissà, chi è il migliore tra i tre a giocare lì e No, chi il di migliore, conseguenza. sono tutti e tre grandi calciatori, Per quello gliel'ho chiesto. hanno caratteristiche un po' diverse, Mm. perché Fabian è uno che accompagna più di Lobo, è uno che ha più passo per inserirsi, è meno bravo nello stretto perché fisicamente è possente, è più alto, è un po' più, diciamo, un po' più forte da un punto di vista di passo, meno bravo sulla rapidità sullo stretto, ecco. Però poi quando ci ha giocato Zelinski, per esempio, perché l'altra sera mi sembra di aver detto che gli voglio cambiare ruolo, alludevo un po' a dargli più spazio per mettere in condizione le qualità che ha Zelinski, cioè di essere uno che svaria per il campo, di avere più campo a disposizione e di non farlo partire da fermo e magari marcato con l'uomo alle spalle, lo può fare anche Zelinski perché è un calciatore di grandissimo spessore qualitativo.